Anche a distanza continuano a fare musica i ragazzi dell'orchestra Scarlatti Junior. Antonella Fracchiolla. I ragazzi dell'orchestra Scarlatti Junior avrebbero dovuto esibirsi così, ma tutti assieme, non a distanza e separatamente, al Salone del Libro di Torino, che avrebbe dovuto tenersi nelle prossime settimane, e poi a Miami in ottobre, a Marsiglia a dicembre e altri impegni per il momento saltati. Ma continuano a fare musica per resistere e guardare al futuro, e collegati tra loro e senza direttore hanno eseguito da casa il brano Don Duke di Bruno Persico, che avevano proposto nel concerto di Natale alla Camera dei Deputati lo scorso dicembre, quando tutto questo non era neppure immaginabile. Il telegiornale termina qui, prossimo appuntamento con l'informazione regionale a 00:10. Buon proseguimento di serata.